Daydreamer anticipazioni martedì 7 luglio. Jeanne confesserà i suoi sentimenti a Sanem. In questa puntata tutto lo staff dell'agenzia pubblicitaria sarà impegnato a sviluppare il progetto frutto dell'idea di Sanem. Jeanne inviterà tutti i suoi impiegati, compresa Sanem, a continuare a proseguire il lavoro a casa di Vit. A casa di Jeanne, insieme a tutta l'equipe, Sanem noterà un libro di un autore su un tavolino che a lei piace tantissimo, che sta leggendo proprio Jeanne. Nel giardino di casa di Vit, Sanem si troverà in difficoltà e imbarazzo per via della cena a base di sushi che Jeanne ha preparato per tutti. Sanem, che non ha mai mangiato del sushi né quantomeno usato le bacchette, verrà tolta dal forte disagio proprio da Jeanne. Anche in questa occasione, Deren non perderà l'occasione per umiliare e rimproverare Sanem, che rimasta male da questo duro confronto deciderà di allontanarsi dal gruppo, ma Jeanne non la lascerà sola e la seguirà. Rimasti soli, Jeanne ricorderà a Sanem che doveva parlargli di qualcosa di importante riguardo quella volta in cui lei era andata a trovarlo. Ma Sanem, che non si sente pronta a confessarle in quel momento i suoi sentimenti, svia il discorso chiedendo di Pauline, la fidanzata di Jeanne. A questo punto Jeanne rivela a Sanem di non essere più fidanzato perché ha chiuso il suo rapporto, ma Sanem vuole essere lasciata in pace e scappa via. Il giorno dopo Sanem comunica a Jeje di non voler più lavorare in agenzia e, decisa a dare le sue dimissioni, si reca al negozio di famiglia e non si presenta in azienda. Jeanne, non appena viene a sapere che Sanem si è licenziata, si reca a casa sua per cercare di convincerla a tornare. Ma costretta a tornare in azienda, lascia l'abitazione di Sanem per tornarci la sera stessa. Sanem escogiterà un piano per non incontrare Jeanne. Uscirà fuori dalla casa da una finestra e si calerà giù dove ci sarà proprio il suo Jeanne sorpreso ad aspettarla. A questo punto Jeanne confesserà a Sanem i suoi sentimenti, rivelandogli che ha seguito il suo cuore. Ma Sanem, che porta con sé i sensi di colpa per aver assecondato le richieste di Emile per danneggiarlo, non riesce a parlare e in lacrime gli dirà di andar via. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!